Buonasera a tutti dallo stadio di Ariano per il primo torneo Under 19 organizzato appunto dall'Arianese. In realtà doveva partire la partita appunto tra Rovigo e Arianese, ma sta ancora terminando quella tra 10 Martiri e Sorgente, che sono due squadre della zona del Ferrarese, e quindi portate pazienza, ma mancherà qualche minuto. Al momento il punteggio è di 1-1. Se dovesse restare così si andrà direttamente ai rigori. Due o tre informazioni su questo torneo: è una formula round robin a 4 squadre che trova appunto Rovigo, Sorgente, 10 Martiri e Arianese. I punteggi vengono dati in questo modo: la vittoria sul campo sono 3 punti, la vittoria ai rigori sono 2 punti, sconfitta ai rigori 1 punto e sconfitta sul campo 0 punti. Si giocano due tempi da 30 minuti e appunto, come ho anticipato prima, in caso di parità si passa direttamente ai calci di rigore. La classifica in questo momento del torneo vede l'Arianese a 6 punti, il Rovigo a 4, Sorgente 2 e 10 Martiri a 0. Aspettiamo dunque la fine di questa partita che decreterà terzo o quarto posto. Salutiamo intanto tutte le persone che ci seguono da casa e niente, ricordiamo che appunto sta per terminare la partita tra 10 Martiri e Sorgente, al momento sul risultato di 1-1. Se dovesse restare così si passerà direttamente ai calci di rigore. Mancheranno un paio di minuti. Non so se fa cambio rimessa. Infatti ha dato il cambio della rimessa. Non abbiamo visto se l'arbitro ha dato del recupero. Ha dato del recupero? Ha dato del recupero? Nel frattempo, chi avesse notizie su Sinner, per cortesia, ce lo dica, che seguiremo anche la sua partita augurandogli un grandissimo in bocca al lupo, perché tifiamo tutti per lui. Dio, ecco. Ah no, perché? Cazzo, stanno complicando la vita, ma no, dove tirare in aria?
No. Ma è ancora iniziato? Questo. È un girone d'italiano? No, sì, sì, No, infatti. dai, va bene chi prende 2 punti. Eccolo! Ricordiamo che questo ragazzo giocava nel Rovigo l'anno scorso, ma peccato. Proprio indietro. Stasera presente anche. Ecco finita! Quindi per chi si fosse collegato adesso, è appena finita la partita tra 10 Martiri e Sorgente, e 1-1, e quindi adesso ci saranno i calci di rigore per decretare il vincitore. Ho iniziato Sinner. Presente anche il presidente questa sera, che salutiamo, è venuto a vedere i suoi ragazzi e lo ringraziamo. C'è solo un posto, ci state tranquillamente. Il pubblico delle grandi occasioni anche allo stadio. Ecco che i ragazzi del 10 Martiri della Sorgente si preparano per tirare i rigori. Ricordiamo chi si fosse appena collegato che la squadra bianco-blu non è il Rovigo, stiamo ancora aspettando la fine della partita. La fine della partita tra 10 Martiri e Sorgente, perché si è conclusa sul pareggio e stanno andando ai calci di rigore. No, non so. Metto qua allora. Sì. Riesci a capire qual è una e qual è l'altra? Ecco che partono i rigori, parte la squadra di Sorgente e primo realizzato. Si appresta il numero 9 di 10 Martiri.
palo, quindi siamo 1-0 per la Sorgente. Ecco, 2-0. Ecco, si appresta 10 Martiri a battere il secondo rigore. Al momento siamo 2 rigori piazzati, realizzati per la Sorgente, 0 per il 10 Martiri. Vediamo se accorceranno le distanze. Niente, parata anche questa. Quindi 2-0 sempre. Ecco, 3-0. Ricordiamo che se sbaglia questo invece lo segna 3-1. Per Sorgente. Se segna questo rigore la partita verrà vinta dalla Sorgente, e segna e la Sorgente vince. La partita si è conclusa con la vittoria della Sorgente che festeggia. E adesso entreranno in campo Arianese contro Rovigo. Eccoci, siamo finalmente. Tra poco dovrebbe iniziare la partita appunto tra i ragazzi del Rovigo e l'Arianese. È sempre un derby per noi, è una partita sempre molto sentita. Signore e signori, buonasera. Diamo lettura delle formazioni per l'ultima partita del primo torneo riservato alla categoria Under 19 Ariano Cup. Arbitro dell'incontro il signor Brugnati della sezione di Rovigo. Rovigo, in maglia bianca, numero 1 Nalio, 2 Gardina, 3 Schiesaro.
4 Savioli, 5 Rossi, 6 Piccolo, 7 Polichetti, 8 Pasqualotto, 9 Magnarello, 10 Meneghello, 11 Gabanella. A disposizione dell'allenatore, il signor Pavani Claudio, con i 13 Scaranello, 14 Campion, 15 Piras, 16 Pellegrini, 17 Zago. Arianese in maglia rossonera, numero 1 Pellegrini, 2 Pozzati, 3 Brando, 4 Mantovani, 5 Teleon, 6 Pozzato, 7 Maravini, 8 Gronello, 9 Granfo, 10 Taschini, 11 Canevati. A disposizione dell'allenatore, il signor Sergio Thomas, con i 12 Gatti, 13 Motta, 14 Siliero, 15 Moretto, 16 Martini, 17 Basini, 18 Battaglia. Ricordiamo che al termine della partita saranno effettuate le premiazioni. A tutti un buon divertimento. Eccoci, siamo pronti. I ragazzi entrano in campo, l'arbitro è vestito di verde. L'arbitro è verde. Facciamo, anche se le formazioni le ha lette comunque lo speaker dell'Ariano, vediamo che in campo ci sono Rossi, Johnny Piccolo, Pasqualotto, Magnarello, Schiesaro, Savioli, Gabanella, Meneghello, Polichetti e Gardina. Ricordiamo che solo in caso di vittoria sul campo Rovigo conquisterebbe il trofeo, mentre in caso di vittoria ai rigori avrebbe al massimo la certezza del comunque secondo posto, perché l'Arianese è comunque a 6 punti e il Rovigo a 4 punti. La vittoria sul campo darebbe al Rovigo i 3 punti necessari per sconfiggere l'Arianese, quindi aggiudicarsi anche questo torneo, ricordiamo dopo aver vinto il torneo di Saletto e il quadrangolare di Grignano. Quindi non c'è il caso della sconfitta, non siamo qui comunque a fare i calcoli, ricordiamoci che ci aspettiamo la vittoria dei ragazzi, li tifiamo sempre, quindi forza Rovigo. Ricordiamo che ci sono 2 tempi da 30 minuti. Che fantasia! La partita è iniziata. Dio, ma... Non ci ricordiamo durante il campionato di aver visto alcuni giocatori in campo, quindi non sappiamo se sono stati fatti degli innesti per l'Arianese. No, per il Rovigo no, siamo sicuri. Abbiamo solo un ragazzo nuovo, il numero 11 Gabanella, che è appena arrivato nel 2007.
Sì, 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 è sempre il consumo. Vai. No, troppo lunga. Sì, infatti, era meglio di qua. Era meglio di qua, era meglio, ma Dio buono. Era più libero. Era più veloce anche. Dai ragazzi. Bravo, dai Alex. Vai Mene. Ah, peccato. Vai Pietro, bravissimo. Porca miseria. Bravo Pietro. Un po' troppo centrale, ma bravo. Bella azione. Un po' più in tiro, sì, vabbè, un po' più... Era posizionato bene, ma me lo ricordo il portiere dell'Arianese. ma Brasiliano un po' più angolato. Vabbè, dai. Ha fatto un bellissimo gol al Brasiliano. Alla prossima. Vai Pipa! Dai, 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 dai. E scambia! Si poteva passare. Era... Ma non è mai... Non c'è altruismo, non c'è... Si guarda la posizione, se è meglio l'uomo al tuo avversario, vai. Vabbè, dai. Devono imparare anche a conoscersi, è da poco che gioco con i ragazzi. Vai che è centrale alto. No, farti ruotare la palla. E magna. E Pietro! Calma, calma, In calma. due, occhio che arriva l'uomo. Vai Alex! Wow, Defo! Dai Tino! Bravo Tino! Non dica sì, vai là! Dai Pietro! Si può bucare facilmente in difesa. Ha fatto L'arbitro ha fermato il gioco perché un giocatore, non abbiamo capito quando, ma deve essersi fatto male al polso? Sì, ha una mano comunque. E Pietro? Sì, 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 sì.
microfono sente tutto. Non è mica attaccato Virginia, ti salutiamo, non arrabbiarti. Bravo. Sì, 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 sì. Fai Gabaz. Bello. No. Dai. Porca miseria. L'avevano detto il portiere dell'Arianese, è un bel portiere, molto bravo. Sì, è stato bravo, sì, ma è forte quel ragazzetto lì, me lo ricordo. Vabbè dai. Così è più equilibrato, se no facciamo mettere forte. Se no, vince subito. Ma lo sta arando? Che brutta partita. Cazzarola, sì, mi è andata da zero. Ma è andato al Papa che mandava la benedizione. La benedizione contraria. Ma tu come americano così? Sì, Il vedi? Papa sta. È Trump, è Trump. Sta il Papa che dà la benedizione contraria. Vince Pol 4-0. Ragazzi, il mio quel 9 lì è altissimo. Bravo, no, dai Matteo. Sì, sì, bello. Dai Pietro che ci arrivi. Il campo Pietro. No, no, dai che dai Alex. Bravi. Dai Matteo. Sì, era bellissima sta palla, era bellissima. Che peccato. Nella parte opposta. Era una palla fantastica, vabbè. Dio buono. No, così come i birilli. Dai Johnny. Niente, il primo è andato, 5-0. Sì, Madonna santa. Matteo, dove cavolo è Chiesaro? Va bene, dai ragazzi, dai Rovigo. Butta malissimo. Dai Pietro, sì, bello. Bravo, bravo Angelo. Non ha così recuperato la palla. Dai ragazzi, che
sono poco sicuri. Sì, comunque ragazzi il gioco si è fermato 3 volte, tutte e 3 le volte per 3 giocatori dell'Arianese. Ora adesso, cioè, quanto vogliamo far durare questa partita? Gli fragili, di portera sempre. Che bella questa. Ecco come viene l'ispirazione. È vero? Sì, gli somiglia. E manca sui fanali. Erode anche. Ci siamo? Andiamo. Ma chi? Dai, bravo Magna. Dai ragazzi, dai, bella Matteo, bravo. Non fate mai, Pietro, per favore, è una partita del cazzo questa di poveri. Bella! Sì! Bravo Pietro! Giornata! Dai, bravi ragazzi. 1-0 per il Rovigo, gol di Polichetti. Dai, un altro. L'ha messa proprio bene, nel posto giusto. Bravo. Scusate per la grafica, non prende il punteggio la grafica della partita, comunque siamo 1-0 per Rovigo. Dai Magna. Fermi. Cosa succede? Che c'è più. Cazzo. Sei a 1. Perso? Sì, primo sì. E anche sì. E anche tra l'altro Sì,
C'era di fallo? Io non l'ho visto niente. Vabbè. Cambia film e arbitro, t'ha visto un film, Dio? T'ha visto un film? Bello, respinto da barriera, via! Vai, vai, vai! Sai che era il 2? Non c'era Fabio lì, ma che cazzo hai visto? Ho rimessa lunga. Direi, vabbè. Mi fa un ruolo, se fa male, non fatto male più di ora. È in mezzo! Lo buttava lì, adesso uno che è veramente un pezzo dietro del calcio non può Vai Tino! Ma se devi la doppia, non riesci a tirare? Ma anche dire la doppia? perché abbiamo trovato anche un arbitro che era anche timido, anche alimentare non c'era proprio, sta un culo del calcio. Vai Pietro! Lo Centra, bruci! altruista, centra! Centra! Oi! Sei! Ferma! Dai.
Vai, vai, vai Angelo! Bello! Oh! Ma cosa hai visto da là in fondo? Dio santo! Bah. Può rendere lì? Ho sentito la Sardegna, io dopo la casa di Pietro, bravo. vedo che fa la gioco di squadra, questo è il gioco di squadra ragazzi. Vai Tino! Aveva diversi tipi. Fermarsi e ha fatto il Poi la difesa ha subito si il riposiziona. un po' dopo Vai lì! Dove serve? cazzo è incazzato. Dai, fate il secondo ragazzi, Dio buono. A chi l'hai dato? A chi l'hai dato? Non si sono capiti. Non si sono capiti. Vabbè, oh, capita. Tutti i minuti non è che chi l'ha capito, fa capirsi. Se capisce Maria Mogliere veramente è aperto. Tu sempre Marco. Lo sai che stare vicino a me è un rischio. Deve essere un deterrente per... No, per mantenere il self-control. Dopo anch'io lo perdo ogni tanto. Sostituzione? No, cosa ho fischiato ragazzi? Non ho capito. Sta provando il sistema. Dietro il difesa. Vai Alex! Gioco! Madonna, se non fischiava questo. Veramente è un insensibile
Bravo Matteo. È troppo altruista. Dai. Ha colpito un po' male. Ma per forza? Ieri un'ora e 4 minuti. No, stasera sarà un po' più lunghetta. Fatto di polso. Il testo di Germania. Ho fatto per dire. Finiti adesso i 30 minuti, probabilmente ci sarà qualche minuto di recupero per le 2-3 azioni ferme. Vediamo se l'arbitro segnala qualcosa. Bravo Matteo. Che cazzo mi dai? Sì. Ormai contagio qualcuno. Calcio di rigore. E chi se l'è preso? Ma era il fuorigioco, era anche ma rigore sul fuorigioco. Dammi il microfono, rigore sul fuorigioco. Ma che brutta. Arbitro, sei scuro, non te che vedi? Dai, Johnny, facci sognare. Paraghio. Tiro, mamma. Ecco, pareggiato 1-1 su... Rigore. Chi è stato? Cosa? Dai, Dio! Sta schierando. Cosa fa a fare che fare un rigore? Bravo Tino! No, bisogna evitare il rigore. Non farlo, non farlo. Adesso mi
Finito il primo tempo sull'1-1 tra Rovigo e Arianese, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci, si riprende il secondo tempo. Ricordiamo a chi si fosse collegato adesso che siamo sull'1-1 tra Rovigo e Arianese. Gol dell'Arianese su rigore dubbio.
Stessa cosa. Dai Luca! Che con Luca? Dopo aspetta che c'è premiazione. Io domani devo andare a fare una giornata yoga, vabbè, sarò da sfà. Ah, quello è poco ma sicuro. Che premiazione? Sì, esatto. L'altro qui è l'azione del rigore del 10 volte. Dai Pietro, sì. Sì. Ecco, fuori gioco. No, sto giro non era fuori gioco quando ha lanciato la palla. Certo. Ma le fischia tutte perché tanto non le sa vedere. Quindi, per l'incertezza le fischia tutte. 4. Ciao. Cos'è adesso? Giallo chi? Al mister? Alle... Pure. Sì. Ma stai scherzando? Ma sei fuori di testa. Dovete vincere voi, ditelo. Ma andiamo. Quante piedine ti devo pagare? Ma questa veramente o... No dai, ma fai giocare! Ma vergognati! Ma falli giocare! Ma falli giocare, vergognati! Arbitro fenomeno! Scusate lo sfogo, però cioè, mi dispiace, ma il punteggio mi dicono dalla regia che continua a non andare, portate pazienza, l'Arianese vince È una partita. 2-1. Ma che cazzo dici? Perché dai, vabbè. Chi è? Chi ce l'ha? Pare che la partita ha vinta a rigori. Non c'era niente, non c'era. Anche lì era fuori gioco. Cosa veniamo a fare qua? Cosa veniamo a fare Adriano? Ma io ho sempre detto cosa veniamo a fare? Cosa veniamo a fare Adriano?
Carica il portiere, buttalo fuori. La cosa che dobbiamo fare è via 50 km a prendere dal culo del lato. Dovete vincere, basta, mettiamo d'accordo, siamo lì, mi danno 200 euro. Bello, bello, bello. Mister, cambia qualcosa. Ecco Piras. Dai. Ecco Piras che si prepara ad entrare. Dorina, mi raccomando, tifa da casa. E anche campione. Chi? Mamma mia. Esatto. Che l'arbitro è davvero vivo. Vai Magna! Su con la squadra. Bravi, dai, bravi. Mani, le mani! Ah, che stufa che sono di vedere ste robe, guarda. Cosa straiga? Mi piace volare, Certo che siamo anche difficoltà vedete la cosa. Bello! Sì, sì, vai Pietro! Dai, ma che sarà? Dai, ma stai polverato! Dai, usciamo ragazzi, usciamo tutti, via! Usciamo! Andiamo a casa, dai! Cioè, veramente! Ah, sì. Siamo tutti, dai, la vinta! Andiamo via, dai! Abbandoneremo il campo, dai! Ma dai, ma infatti, ma che si vergogni! Dai, non mi hai fatto.
Madonna santa. C'è messo invece di favorirci, capito? Anche contro. Rodrigo paga poco, si vede. Paga poco, Rodrigo paga di più Ariano. È oriundo, è oriundo. Ah, sì. Giuda. Se si vedono scene così anche nei tornei, ma c'è da farsi qualche domanda su magari fare qualche corso di formazione per gli arbitri, non lo so neanch'io come si potrebbe provare a tentare di formarli nel miglior modo possibile. In una partita dove bisognerebbe solo divertirsi, pensare a giocare, cioè prendere in mano la partita così, prendere queste decisioni così, su comunque azioni dubbie, sì, lo trovo, non lo so, proprio da protagonista, però questo è semplicemente un mio parere. Ed è un peccato perché si rovinano anche delle partite così nate proprio solo per divertirsi e giocare. Non capisco quale sia la motivazione, l'intento. Vai Gabà! Perché indietro? Che ci ostiniamo a queste robe? Vai Matteo! Tanto segnava fuori gioco comunque. Sì! Bene così. Ma entrano in cioè, non so. No. Johnny! E questo diciamo che decreta il 3-1 per l'Arianese. Questo niente fuori gioco, è possibile.
Ah, va. Adesso. Vabbè, non meglio. Che buono, che buono, Oh! È andato diretto di spalla, senza neanche guardare. Salto. Salto. Bellissimo! Ma che fuori gioco? Ma cos'è sti quella mano? Vediamo. Dieci minuti alla fine della partita. Falsata dall'arbitraggio. Peccato davvero, perché il primo tempo era stato molto bello. Vai Magna, vai Magna, vai Magna.
Chi? Bravo Pietro. Calcio d'angolo. Mamma mia, bravo Matteo. Tutti fuori gioco. Niente Dorina, non sono entrati, si sono rivestiti. Non so più cosa dire, ma va bene lo stesso. Meglio così perché la partita è quasi finita, comunque mancano pochi minuti, circa 6 più o meno. Questa probabilmente sarà l'ultima partita della stagione che riprenderemo almeno con il Rovigo. Ci tengo a salutare e a ringraziare tutti i ragazzi che insomma io ogni anno mi affeziono sempre e ci tengo sempre a ricordare i ragazzi che ci siamo affezionati alla squadra, a loro, e anche se ogni tanto facciamo commenti così, però insomma ci siamo affezionati, ecco, quindi comunque vada la partita di oggi, bravi e speriamo di rivederci anche l'anno prossimo, comunque a settembre con la nuova stagione, il nuovo campionato. Comunque mancano ancora 5 minuti. Abbiamo rischiato di prendere il quarto gol, ma per fortuna l'Ariano ha sbagliato. Oh, bravo Matte! E la palla! Arbitro! Questo no, vero? Antisportivi.
Mamma che liscio! Sì, ma sì! Oh! 15! Bravo! Ma che scene che si vedono ancora su questi campi! Ole! Espulso Rossi, espulso il 15, cioè ragazzi non so più cosa dire se non che mi dispiace che la partita sia finita così. Mamma che vergogna! Oh. Ogni anno Sei capace di tenere una squadra? Andate all'Ipica! No, sei capace di tenere le squadre? Queste proprio mi fanno passare la voglia di vedere le partite di calcio. Proprio sì, dai, gol. Non so cosa dire, ragazzi. Sostituzione per l'Arianese, entra il secondo portiere. E un altro ragazzo di cui non ho visto il numero, scusate. Ormai sono anche poco attenta perché sinceramente i ragazzi si sono arresi e quindi non lo so. Il presidente se ne va sconsolato, me ne andrei anch'io se potessi. Comunque ricordiamo che la squadra dell'Ariano non è quella che giocava in campionato perché comunque hanno fatto degli innesti per questo torneo. È finito il tempo regolamentare. Arbitro, è finita, puoi fischiare. Andiamo a casa. Oh, scusa. Bravo! La partita è finita, intanto vi saluto e ripeto, questa sarà probabilmente l'ultima partita che riprenderemo per questa stagione. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, che ci hanno sostenuto, ringrazio la società del Calcio Rovigo e vi auguro una buona serata. Nel frattempo Sinner sta vincendo e questo mi dà molta gioia. Sono contenta. Potrebbe anche fischiare alla fine l'arbitro perché non c'è niente da recuperare. Ha finito. Niente, no. Fischia sta fine che andiamo tutti a casa, che abbiamo anche della fame. Sì, ha tirato fuori un altro cartellino per un giocatore dell'Ariano. Abbiamo capito perché. Qui davvero invito la federazione a fare più formazione agli arbitri perché ce n'è di bisogno.
Io quest'anno ne abbiamo viste di tutte, di ogni, e quindi per favore fate formazione alle persone che vanno ad arbitrare i ragazzi. Lo so che sono poche, a maggior ragione formatele bene perché davvero non si possono vedere queste cose. Davvero. Spero finisca presto questa agonia e ripeto ringrazio i ragazzi, la società, il presidente e ringrazio tanto anche il mio compagno nonché la regia, sempre presente, sempre positivo, molto più di me a volte e niente, questo torneo è andato a finire così, speriamo che l'arbitro si metta il fischietto in bocca. Fischia! È finita la partita, un ringraziamento a tutti, un caro saluto e buonanotte.